Com'è che mi va un po' più concreto, anche per dare un po' più di ritmo? Lo che spiega molto bene Ludovico, che c'è l'impossibilità di qualsiasi tipo di riforma in Italia. E di fatto questo è anche la fine, la fine politica di quella che è la chimera federalista. Bisogna anche prendere atto che, visto che se la fine, il fallimento dell'obiettivo federalista, che sia anche il fallimento di chi ha fatto dell'obiettivo federalista la propria ragion d'essere, quindi il fallimento della Lega Nord, che infatti sta deponendo la bandiera, diciamo, federalista e di riforma, la sta mettendo giù e sta tirando su un'altra bandiera in mano, potremmo vederlo, che è qui è populista e anche con una deriva, se vogliamo, per certi aspetti che ne sta facendo una cattivissima pubblicità in giro per il mondo, perché mi ricordo qualche tempo fa il numero dei lanci stampa che c'era stata, quando c'era stata la dichiarazione per esempio del sindaco del Treviso oppure alcune dichiarazioni del Borghezio, chiaramente populiste, perché non sia altro termine, ma che era stato praticamente nel mondo intero che ne aveva fatto quella che non sia certamente una bella pubblicità. Ecco, questo è il sintomo di un tentativo che la Lega Nord sta facendo per trovarsi una ragione d'essere, perché non ha più la ragione d'essere di portare avanti il federalismo, al di là ovviamente di quelle che possono essere le dichiarazioni di questo tipo, di questo tempo per tirare a campare. Lo stesso però vale per chi che in questi 20 anni ha portato avanti non l'obiettivo federalista, ma quello che è un obiettivo di autonomia, di statuto speciale per il Veneto. E lo vedremo fra poco, perché questo richiede comunque un passaggio attraverso quel contenitore, quel blocco politico parlamentare e quel centro politico italiano che, così come non è in grado di fare delle riforme in senso federale, non è neanche in grado di fare delle riforme in senso di dare delle forme di autonomia speciali al Veneto, altre regioni che lo domanda. Anzi, la battaglia che sta portando avanti è quella di cavarghe le autonomie che magari altre aree inglobate all'interno dell'Italia che ha avuto modo di avere in questi anni, tipo il Sud Tirolo, tipo il Friuli Venezia Giulia, dove che nel silenzio dei media sta avvenendo da parte dello Stato italiano, perché c'è anche una repressione di tipo linguistico, visto che una recente legge per l'uso della lingua fulana a livello governativo statale è stata passata, è stata in qualche modo negata. Ecco che così come sia la fine del progetto autonomista, e quindi anche di vari partiti autonomisti che fino adesso che aveva portato avanti questa battaglia, che sia anche la fine politica di quei che sono i progetti trasformisti nati, cioè vale a dire i partiti italiani, il centro-destra, il centro-sinistra, identificai qua in modo più sintetico come Galani e Cacciari, che cerca in ritardo dei 20 anni, 30 anni di portare avanti loro adesso la bandiera dell'autonomia. Ma così come la bandiera dell'autonomia o del federalismo è stata deposta da chi che l'aveva portata avanti fin adesso, sia altrettanto chiaro che i nuovi adepti convertiti all'autonomismo come Galani e Cacciari ha un ritardo culturale, ma ha anche comunque un destino e un vicolo cieco politico di fronte a se stessi. E questo è anche il motivo per cui, da un punto di vista politico, di obiettivi che potremmo darsi politicamente come Veneti, ne resta solo che uno. Fondamentalmente l'unica riforma politica che noi altri potremmo fare come Veneti è quella di ottenere la nostra indipendenza politica. Ma come? Qua è chiaro, è un vantaggioso, è l'unica speranza, ma come potremmo ottenerla? E ora, da un lato, la delusione da mancata autonomia genera voglia di indipendenza. Abbiamo visto all'ultima politica è stato un voto molto forte, che già era anche un'indicazione se avevamo di volontà di riforma da parte di Veneti. Non è stato un voto di fedeltà politica, è stato un voto di disperazione. Questo genererà una delusione delle aspettative, un tradimento delle aspettative dei veneti, genererà anche una delusione politica e una ricerca di altre strade. Ecco. Abbiamo visto appunto l'impossibilità di autonomia e federalismo da un punto di vista politico ed economico,
Abbiamo visto la situazione finanziaria grave, i conti dello Stato messi male e la situazione non di crisi finanziaria, ma di crisi economica, e non degli ultimi 6 mesi, ma ormai da 20 anni e passa. Da 20 anni. Poi, come Veneti, abbiamo ulteriori situazioni che va a spiegare quella che è la nostra difficoltà anche particolare. All'interno del contenitore italiano la nostra area è così diciamo, derubata, così in un qualche modo vassallo e feudo, diciamo, di conquista da parte del potere centrale, che de fatto noi altri, potete vedere quell'area bianca che è là in mezzo, il Veneto, è quella che ha il minor numero di investimenti in ricerca e sviluppo in rapporto alla ricchezza. Ci rendiamo conto quindi che da questo punto di vista in Europa noi altri siamo assolutamente debolissimi in Europa nel momento. Lo stesso per quanto riguarda i ricercatori, insieme alla Lombardia, Veneto e Lombardia, se le aree d'Europa e anche sia dell'Europa occidentale ma anche dell'Europa orientale che ha il minor numero di ricercatori assunti, ma questo penso che se abbiamo degli amici che hanno studiato, che hanno scelto la carriera universitaria, sappiamo benissimo, per esempio anche solo a livello diciamo, universitario, che quelli che hanno potuto avere un futuro sono andati all'estero. Ma lo stesso vale per le aziende non hanno la possibilità di assumere ricercatori in questo senso, assolutamente. Italia piccola infatti e noi altri coglioni. Lo stesso vale per i lavoratori di settori innovativi, a maggior ragione adesso noi altri vedremo, si parla tanto di crisi dell'auto, di crisi di alcuni settori tipo l'immobiliare, cioè che se nella crisi economica e finanziaria che porta con sé soprattutto il dramma di un mondo che sta cambiando pelle, se vogliamo. Anche un dramma quindi di alcuni settori industriali ed economici che se ne va un po' al capolinea per come chi si sta fin adesso e chi deve cambiare. La ricetta per poter cambiare meglio e prima è quella di aver fatto innovazione, di aver saputo sperimentare anche da un punto di vista economico industriale qui che sono le nuove frontiere. Bene, su questo lato noi altri veneti, come che potete vedere, siamo messi assolutamente male in Europa. Ne pare stranissimo perché siamo abituati ad avere un'idea del Veneto anche innovativo, non è vero, noi altri, sicuramente il Veneto è ricco, però rispetto ad altri non abbiamo fatto innovazione, non abbiamo potuto fare innovazione, perché siamo all'interno di un contenitore che non ne permette. Attenzione, prima si parlava di Argentina, ecco, l'Argentina è l'esempio più eclatante e diceva giustamente Ludovico, attenzione che non arriva massa presto questa Argentina, cioè questa bancarotta italiana e che noi altri non siamo pronti. In Argentina ciclicamente o nei paesi del Sud America avviene situazioni di questo tipo, ma da un punto di vista politico cosa succede? Non succede nulla, succede semplicemente che se da parte del sistema autoimmune, se vogliamo da questo punto di vista, un impoverimento ancora maggiore di quella che è la popolazione, una chiusura su se stesso e dal punto di vista politico diciamo, la situazione dopo qualche anno ritorna ad essere quella precedente. Ecco perché noi altri veneti adesso, oggi, subito dobbiamo organizzarsi politicamente e dobbiamo essere coscienti che dobbiamo essere pronti ad affrontare questa situazione economica grave verso cui andrà l'Italia, perché politicamente solo se noi altri che avremo creato l'alternativa politica a questa situazione potremo gestire questo passaggio e questo rischio in opportunità attraverso l'ottenimento dell'indipendenza, una scelta naturale ma che dipende solo da noi altri veneti e da nessun altro fattore. Percorso ben spiegato quello in atto già a livello internazionale, voi altri vedete tutta una serie di bandierine in Europa orientale ma anche in Europa occidentale che ha concluso, ha iniziato un percorso politico verso l'indipendenza o verso l'ottenimento di forme di autogoverno molto avanzate vicine all'indipendenza. Da questo punto di vista l'obiettivo e il percorso sempre sta unico, cioè non esiste altre tipologie di percorsi. Certo, dopo dal punto di vista giuridico magari qualche tassello che ha potuto cambiare, però de fatto in tutti questi paesi è nata una nuova classe dirigente che ha ottenuto la fiducia della popolazione, una fiducia e un consenso tale che ha permesso di fare il percorso politico e di indire di referendum di autodeterminazione o di fare quelle riforme politiche verso l'indipendenza. Lo stesso spetta a noi altri veneti, non che sia alternative. C'è quello quindi di formare una nuova classe dirigente che alle prossime elezioni regionali chieda esplicito mandato ai veneti per indire un referendum per l'indipendenza.
specifico una nuova classe dirigente, perché quella attuale